Un derby avvincente, vinto dai padroni di casa dopo una gara sempre in bilico, merito delle squadre scese in vasca. Da una parte il Camogli, più cinico e bravo a gestire l'azione, dall'altra il Lavagna 90, capace di 2 rimonte, sconfitto dai dettagli. Anche se siamo andati un po' in svantaggio, abbiamo avuto la forza di tornare in partita, che è una cosa che ti dimostra che hai carattere, che hai qualità. Quindi testa alla prossima partita, abbiamo la Crociera fuori casa e poi ancora dopo abbiamo il Torino a Lavagna. Sono entrambe partite tipo questa, difficili, con risultato non scontato, e lavoreremo per fare il meglio ogni singola partita. Quasi un assaggio di play-off, anche se naturalmente il cammino è ancora lungo. Il risultato di sabato, 10-9 alla sirena finale, consente al Camogli di mantenere la vetta della classifica di A2. Questo sinceramente me l'aspettavo, perché una partita con il Lavagna finita tanti a pochi non è quasi mai successo. Sono sempre partite molto combattute, comunque un avversario di livello, e ce l'aspettavamo che fosse una partita in cui ci dovevamo battere colpo su colpo. Abbiamo avuto la meglio, siamo stati più freddi e più cinici e alla fine questo ci ha pagato, ecco. Da segnalare la grande presenza di pubblico sugli spalti. L'entusiasmo a Camogli sta tornando. La squadra ha già battuto compagini del calibro di Bologna e Torino e gli atleti continuano a dare il massimo. Per i ragazzi è il premio del lavoro fatto durante la settimana. Coronato dai tifosi, da questa splendida piscina che piano piano si riempie sempre di più, perché l'entusiasmo a Camogli sta salendo, è veramente un bel premio.